Bene, siamo giunti alla quinta corsa, uno dei due confronti per cavalli di 4 anni di un certo interesse. Questa prova sul miglio è riservata a 6 concorrenti, lo schieramento 1 Adel dei Veltri, 2 Astrales, 3 Azteco dei Greppi, 4 Asdora, 5 Riverflow e 6 Astrid Trio, c'è il debutto italiano di Riverflow, cavallo tedesco che corre completamente sferrato. Senza ferri completamente anche Astrid Trio, sferrati agli anteriori invece Adel dei Veltri, Astrales e Asdora. Favori per Asdora, numero 4 Alessandro Gocciadoro, macchina che accelera in questo momento, lascia andare i concorrenti, la velocità di Asdora che cerca di replicare a Riverflow, veloce al suo esterno. Riverflow parcheggia poi in seconda posizione tagliando fuori Adel dei Veltri e sistemandosi in scia a Asdora che ha conquistato il comando con bel lancio dal centro dello schieramento. 200 iniziali in 14,3, Asdora conduce, Riverflow in seconda posizione, poi Adel dei Veltri che era l'alternativa principale a Asdora, segue in terza posizione lungo la corda, intanto se ne vanno in 29,8 i 400 metri iniziali. Con in quarta posizione Azteco dei Greppi che precede Astrales, chiude il gruppo Astrid Trio. Non cambia nulla dopo 600 metri di gara in 45,6, sempre allievo di Alessandro Gocciadoro, fare l'andatura davanti alle tribune, in seconda posizione Riverflow, in terza c'è Adel dei Veltri mentre ha spostato all'esterno il numero 3 Azteco dei Greppi seguito da Astrales. In coda rimane Astrid Trio, si è stato comunque abbastanza raggruppato dopo un giro in 1 minuto e 8 decimi. Siamo al chilometro completato in 1:15,8. C'è intanto l'incertezza della rottura numero di 2 Astrales così a 500 squalificato. dalla conclusione Asdora può accelerare sotto il pungolo di Azteco dei Greppi. 400 dalla conclusione, un parziale in 13,7, ha cambiato registro ora Asdora ma rimane incollato alla scia Riverflow che è in seconda posizione davanti a Adel dei Veltri, in vantaggio Asdora al completamento della piegata, Riverflow in seconda posizione, Asdora e Riverflow alle prese, i due ai 100 conclusivi con Asdora che allunga ancora nel finale, controlla la situazione, vince con una lunghezza abbondante di margine su un ottimo Riverflow. Al terzo posto chiude Azteco dei Greppi, 1:13,6 con 28,4 a chiudere dopo un 28,7 di penultimo quarto, prestazione davvero maiuscola per Asdora che coglie un altro successo a seguire così, mentre il debutto di Riverflow si rivela veramente molto molto interessante. Gran partenza dall'esterno, seconda posizione in corda, poi bel finale sull'allungo deciso di Asdora che Alessandro Gocciadoro porta al terzo successo consecutivo. 1,46 la quota al totalizzatore e raddoppio in giornata per Ale Gocciadoro.